Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Roma che hanno eseguito in tutta Italia 26 ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli organizzatori di un traffico internazionale di stupefacenti. Arresti anche a Cosenza e Vibo Valentia. Le centrali erano in Tanzania, Nigeria, Turchia, Cina, Brasile, a Roma e in provincia di Napoli per approvvigionare di cocaina, eroina, hashish e marijuana attraverso corrieri che la trasportavano in ovoli ingeriti le piazze dello spaccio. Si stringe il cerchio delle indagini sul ferimento di Maria Antonietta, la bimba rom di 9 anni colpita da un proiettile all'interno dell'accampamento rom di Lamezia Terme il 9 agosto scorso. I carabinieri hanno infatti tratto in arresto un altro zio della piccola. Si tratta di Leonardo Berlingeri, 45 anni, accusato di favoreggiamento personale. È il sesto rom che viene arrestato nell'ambito delle indagini. Seconda intimidazione nel giro di pochi giorni ai danni dell'imprenditore ed ex presidente del Cosenza Calcio Paolo Fabiano Pagliuso. Ieri mattina è stata trovata una nuova lettera di minacce tra la posta della Pagliuso Grandi Impianti, sua azienda, la richiesta di 1 milione di euro ed alcune frasi sgrammaticate con minacce, poi 5 puntini, che sarebbero una sorta di firma delle cosche. E bufera dopo le dichiarazioni di Angela Napoli dello schieramento di Gianfranco Fini sulle colleghe parlamentari. Intervistata da Klaus Davila, Napoli aveva infatti dichiarato che qualche deputata è stata costretta a prostituirsi per un posto. Alla levata di scudi sdegnata delle parlamentari si è aggiunta anche quella dello stesso Fini che ha invitato la deputata a scusarsi. Puntuale poi è arrivato il chiarimento della Napoli. Per alcune scuole in Calabria il suono della campanella che annuncia l'avvio delle lezioni è arrivato con una settimana di anticipo rispetto al calendario regionale che prevede l'apertura il 13 settembre. In base al principio dell'autonomia, qualche istituto infatti ha deciso di cominciare prima per poi recuperare questi giorni nel corso dell'anno. Quello che sta cominciando si preannuncia un anno davvero caldo per il settore scuola, alle prese con i tagli del governo. Dal 15 settembre le medicine nelle farmacie di Crotone e della provincia si potranno prendere solo a pagamento. La Federfarma infatti ha deciso di passare all'assistenza in diretta, visto che l'ultimo tentativo di conciliazione con l'ASP non ha avuto l'esito sperato. Il commissario Nostro ha detto a chiare lettere che l'ASP non ha i soldi per pagare i rimborsi che le farmacie aspettano da mesi e che ammontano a circa 30 milioni di euro e pertanto i cittadini dovranno pagare per intero le medicine per poi farsele rimborsare. Si è ufficialmente aperto ieri pomeriggio il 32esimo Congresso Mondiale del Naturismo, in programma fino a domenica presso il villaggio camping Pizzo Greco a Isola Caporizzuto. Il tema dei lavori congressuali sarà naturismo etico e naturismo commerciale, che i delegati delle federazioni affronteranno nelle numerose tavole rotonde previste nei prossimi giorni. La provincia di Crotone, presente al tavolo, ha deciso di attivarsi per appoggiare questa iniziativa, che rappresenta un'importantissima azione di marketing. Nina Zilli, Morgan, Gino Paoli, questi i grandi nomi del Settembre Rendese edizione 2010. Il programma della manifestazione è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa dal direttore artistico Giulio Rapetti, alias Mogol. Fino al 19 settembre concerti e degustazioni distribuiti nelle piazze di Rende. Questa sera alle 21:30 in piazza Kennedy, Morgan accompagnato dall'Ensemble Symphony Orchestra.